Stiamo andando verso una zona bianca e ho tutte le curve in calo in tutte le province del Veneto e quindi anche la curva regionale. Bisogna portare l'attenzione e quindi portare la mascherina, però è pur vero che penso che il virus ormai si sia indennizzato, cioè sta diventando ubiquitario, è il virus che si è un po' raffreddorizzato in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi, non serve essere dei guaritori, perché trovi anche qualcuno che ti dice che non ha dovuto prendere gli intrugli degli esperti, magari si è preso la bustina di occhi e se l'ha sfangata in questa maniera. E direi che oggi siamo in questa situazione. Non va trascurato che comunque dobbiamo mettere in sicurezza le fasce di età più a rischio, che sono gli over 70 e gli over 80, per i quali ancora un virus preso in assenza di vaccinazione dà ovviamente i problemi che ci sono. Diciamo che la mascherina ognuno la utilizzerà come penserà. Se faremo un viaggio con delle persone in auto e qualcuno ha raffreddore, io sinceramente mi metto la mascherina perché ho capito che è da 2 anni che non ho più il raffreddore. Quindi la mascherina ci ha anche insegnato tante cose dal punto di vista di prevenzione. Dall'altro penso che ne stiamo pian piano andando fuori, sono ormai 24 mesi, il 21 febbraio saranno 2 anni di Covid, però penso che i segnali ci siano tutti. Lo vedo nell'ospedalizzazione, lo vedo anche nella cura domiciliare che è diventata molto più possibile e molto meno aggressiva e quindi con minore ospedalizzazione. Considerate che con 10 volte tanto i contagiati di un anno fa ricoveriamo molto di meno rispetto a un anno fa, quindi vuol dire che ci si contagia molto di più ma ci si ammala molto di meno, in maniera grave soprattutto. Resta ovviamente una sfida da portare a termine e ovviamente poi diventerà anche questo un ricordo della nostra storia, un ricordo che purtroppo ci lascia la tristezza di avere oltre 13.000 persone in Veneto che hanno perso la vita. Un ricordo per l'ingegner Nicola Menduni che è venuto a mancare questa mattina alle 5:30, ho sentito il figlio Michele, ho sentito la dottoressa Bonavina, ho seguito anche con apprensione in tutti questi giorni durante il suo ricovero. Stiamo parlando di un grande vecchio, di un grande saggio del Veneto, una persona che ha fatto grande il Veneto, una persona che ha dato lavoro e sta dando lavoro a migliaia di persone, che io ho sempre incontrato in ufficio.